il sandalo verde, Bognolo, Rumonato, Cainazzo e Venchiruti. Forza ragazzi, vai, vai, vai. Scappo, perché se dovessi succedere allora scappo. Degli anelli. Eccoli che vanno a tagliare. Li ho riconosciuto, bravi, abilitati. Questi sì, gli anelli, adesso stanno arrivando quelli di Sangrando con la febbre, dove correre all'ospedale, non lo sappiamo, ma il fatto sta che sono stati veramente 9 barche. Ma come si arriva a essere uno dei partecipanti alla regata storica? C'è una selezione? Per poter partecipare alle regate si svolgono delle selezioni. Giovedì della settimana prima, 10 giorni prima, a Malamonco c'è un punto dedicato a questo, al riparo abbastanza dal vento, un percorso predefinito a cronometro dove i regatanti si sfidano e i primi migliori 9 tempi poi hanno accesso alla regata. A breve avremo anche il loro tempo, mentre immagino sarà già partito anche il sandalo rosa. Un po' quasi un po' spontaneo. 2-2, niente da fare, quindi terza o quarta posizione così. Del 700. Perché a cronometro, stando al cronometro la messo in terza quarta posizione, quindi niente da fare Spagna. ancora. È sempre l'equipaggio Pagan, Sustin, Sabadini e Zangrande in questo momento in possesso virtuale della bandiera rossa. Perché per chi non lo sapesse, nelle regate si vanno a premiare i primi 4 equipaggi con la bandiera rossa, bianco, verde e blu. Ed eccolo qua invece l'equipaggio rosa, Uscotti, Prearo, Bravini e Chiozzotto. A bordo di questa imbarcazione ti tirano ancora le palline. Le palline. Ho il pallone grande. Nella regata storica del 2015 nuotatori mare, io sono spagnola, si sente chiaramente, ma sono sposata con uno da qui, veneziano. Sono arrivata con la crociera è passato ed è uscito dall'acqua come un tritone uscito dall'acqua, è salito in barca, si è attaccato al remo e non è più sceso. Ed eccoli qua, un applauso per loro con il sandalo rosa, Uscotti, Prearo, Bravini, Chiozzotto. Forza ragazzi, tempo da battere, 1,58. Forza, ultime remate, forza, ce la potete fare, dai. Sei felice, sei felice. Andiamo bene, magari per la delizia delle signore, abbiamo questo fuori programma. Però sì, dai, come no. Ma era lui il montatore. Vedi, allora sono c'è degli da eventi fare, c'è bisogno della pelle a contatto con l'aria. Questa situazione mi fa piacere. E adesso arriviamo. Buon carnevale! Abbiamo tanto citato prima Mattia Colombi, vincitore di praticamente tutte le regate ufficiali del Comune di Venezia dell'anno scorso, che fa parte dell'equipaggio dell'ultimo sandalo il Canarin con Vianello e con Maresca. ma non solo, ma siamo noi perché Tutti vi invitiamo a non accalcarvi troppo, ce ne sarà per tutti, sarà da assaggiare, ovviamente non è che pensiamo di sfamarvi tutti quanti, perché tra poco avremo la regata delle colombine, vi ricordo gli equipaggi tutti al femminile che saliranno e utilizzeranno come imbarcazione i gondolini che sono l'imbarcazione principe che viene usata nelle regate. Ovviamente è leggermente più alto del tempo impiegato dai sandali, ma ovviamente l'imbarcazione è diversa, soprattutto 4 lavoratori regatati al posto di... direi che in realtà il distacco me l'aspettavo anche maggiore. 2:22:32, un secondo soltanto delle altre imbarcazioni e sentiremo qualche profumo muoversi nell'aria di imbarcazioni che andranno a distribuire ai vari banchi della AFN tutte le prelibatezze di cui prima vi abbiamo accennato. E allora, quando il nome vuol dire tutto, bevi l'acqua, nuota, ce la faremo, tempo da battere 2:19. L'ultimo dei gondolini, condotto da Favaretto Margherita e Lonici Deborah. L'ultimo, ne avevamo un altro, purtroppo l'influenza un caposaldo, una pietra miliare. Ebbene, allora anche l'ultimo equipaggio ha tagliato il traguardo, il nostro filo di lana immaginario e super tecnologico, il nostro
Giuliano! Giuliano! Cresciuto perché nel cuore giovane e merita un applauso da tutti quanti, perché in tutti questi 24 anni è stato anima, cuore, cervello e altro. Esistono esemplari maschili e femminili, non si riesce a capire la differenza tra i due, ma poco importa. Ecco, tra poco vedremo altre imbarcazioni come queste, dove veramente il gioco del carnevale viene portato all'estremo. La follia prende la trattoria alle campane, l'hotel ristorante Principe, pasticceria Dalmas, la palazzina pizzeria Aeoche, la pasticceria Nobile, Soft Bread, Timon all'Antica Mola, i Canottieri, Hotel Carnival Palace, il Laguna Libre, il ristorante all'Aquila, la trattoria ai Tre Archi e ancora la pasticceria Didovic, il ristorante Dottorri, il ristorante Quadri, l'antico caffè Martini e ancora a voi è la persona più vicina. Nel migliore dei modi. E mentre salutiamo i nostri fenicotteri che arrivano direttamente dalla laguna, eccoli i nostri fenicotteri di laguna, salve fenicotteri di laguna. È il famoso fenicottero Rojas Lagunarum, tipico esemplare. Esistono esemplari maschili e femminili, non si riesce a capire la differenza tra i due, ma poco importa. Ecco, tra poco vedremo altre imbarcazioni come queste, dove veramente il gioco del carnevale viene portato all'estremo. La follia prende il ristorante all'Aquila, la trattoria ai Tre Archi e ancora la pasticceria Didovic, il ristorante Dottorri, il ristorante Quadri, l'antico caffè Martini e ancora. È sufficiente mantenere almeno un braccio di distanza tra voi e la persona più vicina. In caso di emergenza. Dedicated sign has been posted to show arches. Don't go into the opposite direction and don't walk across the flow of others. It is in no way. Sfileranno parecchie volte fino a che verrà eletta l'ultimo giorno di carnevale la Maria dell'anno. Maria che ha noi l'assessore Paola Marchi avete appena sentito, ma insieme a lei e ai banchetti avremo la maniera di vedere Michele Zui che è il nostro assessore al bilancio, che per una volta daremo fuori le cose gratis, assessore, possiamo farlo? Ricordate che non paga nessuno in questo caso. Siamo in un umido che si sa, siamo
a noi e vedremo che cosa succederà, quale sorpresa ci ha riservato questa. Comunque posso dire che già dall'anno scorso mi sembra veramente ingrassata, la vedo bella pasciutta, la vedo bella pasciutta arrivare. Ed eccolo, sulla peata che porta la Pantegana dovrebbe esserci anche il nostro delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, che abbiamo già citato prima, abbiamo avuto modo di citarlo prima, perché è proprio stato lui, insieme a Gino e altri amici, a dare 20 e passa anni fa il via a questa manifestazione, a questa meravigliosa Pantegana. Un saluto alla Pantegana, un saluto a Giovanni Giusto e nota tecnica. Facciamo il conto alla rovescia, -3. Qui siete davanti al palcoscenico, le scaricate qui. Tra pochissimo, un secondo solo. Allora ecco, la nostra Pantegana è arrivata. Giovanni e tutto il corteo che lo segue con le nostre cavoli artistiche hanno pensato, hanno ideato per noi, per quest'anno, per questa edizione 2020 del Carnevale di Venezia e per la nostra festa veneziana qui in Rio di Canareggio. Ecco, salutiamo Rosita, la Pantegana preferita, eccola qui, si è sistemata. Le caorline, le mascherette, i scioponi, i sandoi, le battee, tutte barche che da sempre esistono a Venezia e che noi continuiamo ad usarle perché ci servono, sono quelle che ci permettono di fruire dell'ambiente nel modo più corretto e oggi le vediamo come carri allegorici scivolarci davanti ed è un'opportunità straordinariamente unica come lo è unica la nostra grande città, che città rimane fin tanto che sarà viva e noi lo dichiariamo oggi che siamo belli, veri e vivi e pronti a continuare quella che è la millenaria storia che ci ha preceduto. Quindi stiamo creando e facendo e garantendo il futuro. Pensate che oggi al corteo dei veneziani sulle barche di Carnevale c'era Ilaria, una bambina di 8 mesi. 8 mesi, questo è il sinonimo della continuità. 8 mesi era già là a presidiare, io ci sono veneziana e continuo. Bene, allora, la Pantegana adesso un po' alla volta si sposta al centro, per la posizione più ideale, dominante, al centro del canale in modo che sia visibile a tutti. Lei con una forma spettacolare, mai come quest'anno vedrete, darà l'inizio a quella che è la kermesse che dura più di 16 giorni. Eccola qua, sta prendendo il possesso, succede già qualcosa. Allora attenzione! 3, 2, 1, viva Venezia! Viva San Marco! E allora il Carnevale di Venezia è ufficialmente aperto dalla nostra Pantegana. Sono aperti gli stand della AEP. E allora fatevi un applauso per la vostra pazienza e fate un applauso alla nostra Pantegana che ci ha inondato di questa pioggia di coriandoli.